Stanzia il costo di 10 euro in più con una spesa media di 173 euro a notte. Le terme euganee si attestano tra le località turistiche che stanno facendo da traino in Veneto per questo Natale. Se l'occupazione delle strutture per i giorni 24-27 è all'80%, è il periodo di Capodanno a registrare quest'anno il vero sold out. Nel nostro territorio possiamo contare su circa 18.000 posti letto, quindi nei circa 15-16 giorni delle festività natalizie e di Capodanno, noi ci aspettiamo, diciamo così, una media di circa 15.000 presenze giornaliere. La prima vera vacanza dopo 2 anni di pandemia. I turisti scelgono la modalità relax alle terme per un periodo medio che va dai 4 ai 5 giorni di soggiorno. Come redditività media dovremmo superare i 20 milioni di euro di incassi totali, e che fondamentalmente in questo periodo, considerando anche i forti rincari che abbiamo avuto sia per quanto riguarda le materie prime che per quanto riguarda l'energia elettrica, rappresentano un ristoro abbastanza importante per il nostro territorio. Comparto termale che proprio ieri ha vinto una battaglia importante contro chi affitta per periodi brevi a scopo turistico. La Corte di Giustizia europea ha imposto ai colossi come Airbnb di riscuotere e versare la cedolare secca. Insomma, Airbnb dovrà agire come sostituto d'imposta trattenendo il 21% di ritenuta d'acconto. Che di fatto contrasta l'evasione per uno dei fenomeni che noi sia a livello nazionale che regionale che locale negli ultimi tempi stiamo cercando in qualche modo di combattere, di superare.